Ciao a tutti, oggi prepariamo le cotolette ma alla messinese. Ovviamente tutti conoscerete le famosissime cotolette alla milanese, queste invece sono siciliane e sono abbastanza differenti, diciamo che in comune hanno il fatto che sono fatte con la carne e che sono fritte. La prima differenza sta nel taglio della carne. Mentre le cotolette alla milanese sono fatte con la costoletta di vitello con osso, ben battuta e talmente sottile da essere chiamata anche orecchia d'elefante, le cotolette alla messinese sono fatte con la fesa di manzo o di vitello. Io preferisco il manzo perché non amo il vitello, ma potete utilizzare anche il vitello. Ancora, come molti piatti siciliani, le cotolette alla messinese sono barocche, quindi sono molto condite, per cui nella panatura entrano il prezzemolo tritato, entrano il parmigiano e il pecorino soprattutto. Diciamo che il parmigiano è una cosa degli ultimi tempi, ma il pecorino siciliano grattugiato in abbondanza. E poi una croccante panatura in farina, uova sbattute e pane grattugiato. Infine frittura, olio di semi di arachide o girasole altoleico alla giusta temperatura, per cui 170-175 gradi. Gli ingredienti li avete già visti, la ricetta completa è sul sito e in ogni caso qualche consiglio. La carne deve essere tagliata in modo uniforme e ben battuta. Va bene anche un taglio da cotolette, l'importante è che non abbia all'interno dei nervi che poi renderebbero la cotoletta sgradevole da mangiare. Non dovete salare la carne, ma mettere il sale un pochino nell'uovo sbattuto, un pochino nella farina, un pochino nel pane grattugiato. Il prezzemolo, l'aglio tritato e il pecorino, o anche il parmigiano, entrambi se volete, devono essere aggiunti nell'uovo. Questo perché se li mettete nel pane grattugiato, come ho visto fare a molti, in frittura bruceranno, perché il pane grattugiato è la prima cosa che viene a contatto con l'olio. Invece l'uovo condito è protetto dal pane grattugiato, per cui le cotolette saranno più buone, più dorate e avranno sicuramente un sapore migliore. Una volta preparate le cotolette, quindi già impanate, potete tranquillamente o friggerle sul momento o conservarle in frigorifero anche un giorno intero coperto da pellicola per alimenti a contatto oppure surgelarle. Nel caso in cui decideste di surgelare, vi suggerisco di mettere un foglio di carta forno tra una cotoletta e l'altra, in maniera che non si attacchino durante il congelamento. In questo modo potete tenerle in congelatore una settimana, 10 giorni. Vi sconsiglio di tenerle ulteriormente perché comunque la carne perderà il suo gusto e la sua fragranza. Il contorno perfetto per questo piatto, a mio parere, è un contorno ovviamente siciliano, invernale, fresco e anche leggero perché serve qualcosa che sgrassi la bocca dalla frittura, ovvero l'insalata di finocchi e arance. Per renderla più saporita potete aggiungere qualche oliva, qualche cappero, un po' di cipolla di tropea affettata finemente e vedrete che sarà veramente il contorno ideale di queste cotolette che sono estremamente saporite, croccanti e davvero deliziose. Piaceranno sicuramente a tutti, anche ai più piccoli. A questo punto la ricetta è sul sito Siciliani Creativi in Cucina. Se vi va lasciate un like, seguitemi sul mio canale YouTube perché stanno per arrivare tante altre golose ricette, anche le cotolette alla palermitana. Non voglio anticiparvi nulla, vi dico soltanto che però non sono fritte e sono davvero deliziose. E a questo punto non mi resta che augurarvi buona giornata e buon appetito. Ciao a tutti!